Pronti? 1, 2, 3. È buono questa volta il segnale e si avvantaggia subito Grezar del Vento nei confronti di Grey Stuff. In terza posizione lungo la corda segue Gloria di Venere. Grezar del Vento dunque leader al completamento della piegata. Grey Stuff in seconda posizione, segue un paio di lunghezze. Squalificato. Poi in terza c'è Gloria di Venere che precede il resto dei concorrenti capeggiati da Gorgev Club che ha in schiena Guinness Matley. 400 che se ne vanno in 32-1. Natura di comodo, ovviamente la partenza con i nastri. Non ha permesso un primo tratto di gara veloce e continuano a tutti in fila indiana con i primi 4. Numero 7 Giulia Spritz, C'è la rottura intanto di Giulia Spritz e dopo 800 metri in 1, 4 e 6, praticamente identico al primo quarto. C'è la mossa a questo punto di Grey Stuff che cerca di andare su Grezar del Vento, Gloria di Venere serra sotto, più indietro c'è Gorgev Club, chilometro 1:21,3 con 16,7 di parziale in curva, ancora non c'è stata accelerazione, ora però Grey Stuff va all'attacco di Grezar del Vento, manca un giro alla conclusione, più indietro sempre Gloria di Venere e Gorgev Club, gli altri faticano con al largo sempre anche Guinness Matley con G-Mix in più indietro. Cavalli che stanno per arrivare ai 600 conclusivi. Ora è deciso l'attacco di Grey Stuff, 10, il parziale in 15,2. Terza posizione per Gloria di Venere, che si mantiene una lunghezza abbondante dai primi 2, con Grezar del Vento che controlla per il momento Grey Stuff. Più indietro c'è anche Gorgev Club che prova a inserirsi, sta passando, sbaglia Grezar del Vento, è passato intanto Grey Stuff e c'è il tentativo di inseguimento da parte di Gloria di Venere insieme a Gorgev Club, retta d'arrivo con Grey Stuff che è lanciata, che ha un paio di lunghezze di margine abbondanti nei confronti di Gloria di Venere, più indietro Gorgev Club, non cambia più niente, vince facile Grey Stuff, secondo posto per Gloria di Venere, al terzo è Gorgev Club che precede G-Mixin, 1:18,7 ma 29,7 a chiudere, 32 il penultimo quarto, praticamente un minuto per gli ultimi 800 metri, la vittoria per la favorita Grey Stuff, Antonio Di Nardo in sediolo, Marco Bortolotti, da programma il trainer per conto del signor Corrado Gentili.